Benvenuti Napolitanos, lascia il tuo like su questo video e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità dal Napoli. Andiamo al video. Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. L'allenatore si offre a De Laurentiis, avete sentito? Continua la stagione complicata del Napoli. Gli azzurri hanno perso 3-0 anche nella sfida contro il Torino allo Stadio Olimpico. Un disastro, un altro in questa stagione, accaduto meritatamente in terra granata. I tifosi hanno protestato fortemente contro la squadra durante la partita, lanciando anche fumogeni che hanno costretto l'arbitro a sospendere la partita. La stagione italiana è iniziata male con Rudy Garcia in carica e continua peggio con Walter Mazzarri. Dopo il cambio panchina, in realtà ci aspettavamo che il Napoli risalisse, e invece gli azzurri sono caduti ancora una volta. Walter Mazzarri arrivò a Napoli come barcaiolo. Per tornare sulla panchina dei campioni d'Italia, il tecnico del San Vincenzo ha accettato un contratto di 7 mesi con ingaggio ridotto. L'idea di Aurelio De Laurentiis, quindi, è quella di iniziare un nuovo ciclo dalla prossima estate. Ma le prime buone partite del Napoli sotto la guida di Mazzarri gli hanno fatto pensare anche alla permanenza. Ora, questo è impossibile visti i risultati ottenuti. Si tratta di Fabio Cannavaro, che già prima dell'arrivo di Mazzarri era accostato ai partenopei come possibile successore di Garcia. L'ex campione del mondo ha ora rilasciato un'intervista a Tutto Sport dove ha parlato della possibilità di occupare in futuro la panchina italiana. Era ora? Penso che sia così, sono pronto. Ma è il presidente che decide e sinceramente non ho ricevuto nessun messaggio in tal senso. L'unico contatto vero e concreto è stato con i turchi di Beşiktaş. Alla fine, però, qualche giorno fa, hanno optato per Fernando Santos, ex CT del Portogallo. Al Napoli la situazione è molto difficile. Dopo Spalletti, allenatore straordinariamente meticoloso, non ha funzionato. E hanno pesato anche le future partenze di Kim e Giuntoli. 22 punti in meno di un anno fa sono tanti, i tifosi sono arrabbiati. Secondo voi Cannavaro è uno a Napoli? Lascia il tuo commento al video e iscriviti al canale.